Ciao imbruttiti, oggi siamo a Venezia, questo è un altro episodio di Mi So Mona, alla scoperta delle primizie e delle eccellenze venete. Oggi parliamo di cibo, guardate qua. Adesso Andrea andiamo su un bel posto, si chiama l'isola di Sant'Erasmo, sono i nostri orti, l'orto di Venezia. Massimo Sant'Erasmo, sa? Allora qua c'è una banca, sono 900 persone. Ma una farmacia, qualcosa? Qua non muore nessuno qua sta sempre vivi. Tutti vivi. Non c'è, vivi e redditi. E questo sarebbe l'ingresso? Questo è il Cavour della banca, no? Siamo qui nella fattoria della famiglia Finotello, qua siamo con Claudio, si chiama I Sapori di Sant'Erasmo, abbiamo anche il capitano Emiliano che ci porta in giro per questi posti stupendi. Oggi parliamo di questa cosa qui, è il carciofo violetto di Sant'Erasmo e di una cosa in particolare che è assolutamente amata dai veneziani, la castraura. Siamo alla ricerca da castraura. Il taglio, si deve stare attenti di tagliarla perché altrimenti comprometti il raccolto successivo. Qua sono i bottoli, è 1, 2 e 3. Che sarebbero quelli che vengono fuori dopo la castraura. Dunque il taglio devi farlo perfetto perché altrimenti li vai a tagliare. E questa è Il fiore da castri praticamente la castraura. dai forza alla pianta. Un amaro dolce. Sì, è particolare. Va mangiata cruda. Un po' di olio, pepe, sale, un po' di scaglie di grana. Perfetta, è una chicca. Una chicca. Questo qua ti vedi, sì. Il primo fior che si cava da castraura. Sì. Dopo qua che si ramette che cresce i bottui. Queste se ti volti puoi raccoglierle perché si fa il decotto che purifica il fegato. Qua si vede il medolino. Ok. Ti devi cavar via questo, ti sbucci come una banana così. Questo è buono da mangiare, che ti puoi farlo in pinzimonio. Quindi Proprio crudo? metti crudo. Si toglie proprio queste foglioline qua, che se foglioline matte di esempio. Sì. Si rifia così l'amaro, si toglie la punta, se ti tagli a julienne così, in tondo, non col coltello che taglia un ampifero, ti puoi fare con scaglie di grana o col tonno e si mangia crudo. Buonissimo. Se no si fa così a spicchietti e ti fa impanare. A castraura a chicca si deve mangiarla così. Devi mangiarla proprio cruda. Ecco che io consiglierei non di farla come antipasto, Sì. ma come secondo piatto, perché come antipasto quando mangi questa ti porta via un po' il gusto dei primi piatti. Adesso si dice castraura, però da noi viene chiamata il canarino. Il carciofo violetto ti puoi trovarlo in altre parti, però a bontà è solo qua. Questo è il marchio carciofo violetto Sant'Erasmo, Mazzorbo, Torcello e Io Piccolo, Vignole. Saremmo stati sui 700 e qualcosa. Però tutti oltre i 90 anni. Abbiamo avuto 3 casi 103, 102, 101, 100 e dopo 98. E lei signora fino a quanto intende restare qua? Fica signor Neassa. Ecco. Buonissimo. Non ha proprio il coso del carciofo. Questa signora che ha detto che sia amaro, che è la castraura. Questa nera, eccola qua. Questa si chiama castraura perché è il primo fiore del carciofo che viene fuori. Quello là è una primizia perché non è amaro, dura 15-20 giorni. Quindi è solo 15-20 giorni Sì, l'anno. è tipo un fiore, no? Ha un prezzo che hai visto su 1,30 euro. Il primo che viene fuori addirittura 1,60 euro, 1,80 l'uno. Sì. Molta richiesta e poche piante. La verdura che è su questo posto è tutta un'altra cosa. Ma è già stato tagliato. E vedi che è sempre stato tagliato in mezzo, vedi? Aspetta che guarda. Eccolo lì, proprio vedi è stato tagliato. Eccolo qua, la castraura è già sta fatta. Bravissimo. E qua nascono i 3 bottoli. E via con l'ape. Qua c'è una fermata che si chiama Capannone, quindi se uno vuole raggiungervi 10 minuti a piedi, prende il vaporetto. Sì, 20 minuti a Venezia. A Venezia, perfetto, quindi da Venezia comunque fermata a Capannone. Benissimo. Dica, ti ha visto? Dica. Vedi che ci sono i cucciolini. Qual è la tua preferita? La tua verdura preferita qual è? Cavolfiore. E il cavolfiore! Ciao Veneto. Al giorno una quindicina d'ore all'incirca. Chi è Non è mai fine qua. e chi è che te lo fa fare? La passione.